mostra segue narrativamente il dialogo intercorso tra l'artista Lucio Fontana e la critica d'arte Carla Lonzi, in un percorso espositivo che tocca i momenti salienti della ricerca fontaniana e da cui emerge la visione dell'artista che riteneva che l'arte dovesse essere vissuta in una dimensione nuova, nella quale vi rientravano nuovi materiali e nuove tecnologie. Composta di circa 50 opere, si tiene alla Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani Rocca Mamiano di Traversetolo presso Parma, fino al 3 luglio 2022. Dal dialogo tra Lucio Fontana e Carla Lonzi emergono idee che scardinano la visione della critica ufficiale del tempo, con giudizi molto schietti da parte di Fontana su grandi artisti come Jackson Pollock. Tra le opere più spettacolari vi è l'enorme New York 10, un insieme di pannelli di rame con lacerazioni e graffiti, in un perfetto dialogo con la luce, così da evocare la sfavillante modernità della metropoli. Il percorso si chiude con opere di Enrico Bai, Alberto Burri, Enrico Castellani e altri, provenienti dalla collezione personale di Fontana, artisti più giovani da lui seguiti e promossi. Una peculiarità del progetto è l'aver recuperato il file audio della conversazione originale e integrale, dove si può ascoltare la diretta voce di Fontana, che dialoga con Carla Lonzi. Squarci, buchi, graffiti fanno parte dell'opera La fine di Dio, da cui emerge la visione spazialista e insieme religiosa dell'artista.